Consigliere regionale per la Lega Nord, qui a Palazzo Ferrofini, Riccardo Barbisan. Oggi stiamo parlando di una proposta di legge importante perché riguarda i nostri cari, le famiglie che hanno bisogno di un badante, questa figura che va regolamentata. Quindi qual è la vostra proposta di oggi? Sì, teniamo conto che sono quasi 100.000 le badanti in Veneto, quindi tocchiamo veramente gli interessi di tantissime famiglie. La proposta cammina, diciamo, su più punti fondamentali. Il primo è lo sportello all'interno dei comuni di consulenza per le famiglie. Le famiglie che si trovano nella necessità di dover assumere una badante troveranno un front office, personale dedicato e specializzato alla risoluzione di queste problematiche, anche dal punto di vista contrattuale, per le assunzioni e tutte le problematiche legate a questo tema. L'altro è il registro che la Regione Veneto vuole istituire per profilare le persone che vogliono appunto fare questo lavoro che oggi invece è lasciato Un po' così, al caso. alla buona volontà, ecco, di chi vuole lavorare e di chi vuole assumere, un registro all'interno del quale possono essere meglio specificate le competenze di ogni assistente familiare. E poi un contributo in denaro da parte della Regione Veneto per alleviare le famiglie italiane e venete in questo caso che vogliono hanno la necessità di questi servizi. Senta, ma diamo qualche numero in Veneto, quanti sono le famiglie che hanno bisogno di badanti? Ma allora in Veneto sono 100.000 circa le badanti e sono 68.000 coloro che hanno un rapporto di lavoro diciamo secondo la legge, però quasi la metà sono in nero. Anche questo ci ha spinto a proporre una proposta di legge che aiuti a emergere il lavoro nero e aiuti le famiglie a trovarsi con un contratto di lavoro insomma, secondo la Importante. legge. Ecco, spesso, come è stato detto in sede di conferenza stampa, la famiglia è lasciata da sola, preferisce pagare forse il badante in nero perché non sa se poi quali obblighi, ma in realtà è anche poco tutelata in questo. Ma spesso la famiglia non riesce a capire davanti a una badante quali sono i propri diritti, i propri doveri e non riesce neanche a capire quali sono i diritti e i doveri della badante nei confronti dell'assistito. Uno sportello all'interno dei comuni dedicato a questo potrebbe aiutare molte famiglie a risolvere poi anche quelle spiacevoli inconvenienti che si sostanziano in molte cause di diritto del lavoro, appunto tra badanti e famiglia o tra badanti e assistito, perché vi sono state delle incomprensioni o perché si è preferito utilizzare il lavoro nero quando forse conveniva di più regolarizzare questa forma di lavoro.